Con Francesco Compagno a commentare questo debutto stagionale per la prima di campionato Serie 1 2023-2024 qui dal Pala Ferrarin. Forte di Manumi che si è imposto per 10-0. Ciao Checco. Ciao a tutti. Grazie della disponibilità. Complimenti per il gol, la solita tua punizione guardando il portiere fino all'ultimo, no? No, beh, sì, durante comunque c'è un lavoro dietro con il secondo allenatore che ci manda tanti video, la studiamo, quindi ogni settimana cerchiamo di arrivare il sabato il più preparati possibile. Avete sicuramente onorato l'impegno e avete dato l'impressione di giocare insieme da una vita. Avete lavorato tanto per questo debutto stagionale? Sì, sì, sicuramente dal primo giorno si è visto un ritmo molto forte, già dal primo allenamento, anche con la mancanza di Bertolucci è stata un po' difficile all'inizio, però comunque c'è tanta qualità, c'è tanto impegno, c'è tanta professionalità e quindi sì, le cose stanno andando bene per adesso, preparazione, ci stiamo divertendo, abbiamo un bel gruppo, E avete quindi tante ambizioni, abbiamo tante giustamente. ambizioni e insomma, è cominciata oggi con i primi 3 punti e vogliamo continuare così. Dopo un biennio in Spagna, quindi un ritorno in Italia alla grande, cosa ti aspetti dalla stagione? Sicuramente mi aspetto di dare il mio contributo alla squadra, cioè è una squadra di praticamente tutti i campioni, chi più chi meno, quindi voglio dare il mio contributo per aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. Una domanda, fra virgolette, familiare. Avrai tempo di fare un giro su da Pippo in ristorante No, gli no, impegni perché agonistici sono pressanti? se vado su lavoro, Ah, e quindi allora eviti assolutamente. Come hai visto i tuoi ex compagni, in particolare Silvio e Andrea, con cui vincesti qualche titolo giovanile? No, beh, è sempre bello vederli. Infine abbiamo condiviso come tutti veramente bei momenti nelle giovanili, quindi sono contento che Breganzi sia tornato in A1 e gli auguro il meglio alla società, alla squadra e ai miei ex compagni. Ti ringrazio, Checco, buona stagione. Grazie Grazie ancora. altrettanto. Ciao.